Buonasera. Per la 10ª giornata del girone di andata del campionato di Serie B, il Vicenza questa sera è di scena allo stadio provinciale di Trapani, agli ordini dell'arbitro Pairetto della sezione di Nichelino. La partita sta per iniziare, il Vicenza giocherà alla destra, alla sinistra dei vostri teleschermi. La partita è iniziata con palla al Trapani. Le formazioni delle squadre: il Vicenza schiera Vigorito in porta, linea difensiva con Laverone, Sampierisi, Mantovani ed Elia, centrocampo Gagliardini, Pazienza, Cinelli, in attacco il tridente Galano, Rajcevic e il rientrante Giacomelli. Il Trapani di Mister Cosmi risponde con Nicolas tra i pali, Rizzato, Scognamiglio, Perticone, Fazio, basso Scozzarella, Ciaramitaro, Coronado, alle spalle delle due punte Montalto e Citro. Avanzamento offensivo, cercava di contrastare Mantovani, ma Mantovani ha avuto la meglio, quindi il Vicenza riparte con questi lanci molto precisi per Giacomelli. Giacomelli in area, salta, Citro, rete, bellissimo, bellissima azione di Giacomelli che dice questo è mio, l'ho fatto io. Bellissimo gol di Giacomelli che ha saltato, ha targiversato dentro l'area, Fazio non è intervenuto e Giacomelli quasi da calcetto, sì, salta Fazio nettamente con la punta anticipa anche Nicolas e la mette sopra alla testa del portiere del Trapani. Bellissimo. Continuiamo con questa linea positiva nelle gare in trasferta. Giacomelli, demoniato ancora sulla sinistra, mette dentro un bellissimo pallone per Rajcevic che fa la sponda, tiro, Cinelli, rete, Gagliardini sulla ribattuta del portiere, un'azione un po' convulsa al centro dell'area, raddoppio del Vicenza con Gagliardini, lui sia il primo gol con il Vicenza. Nicolas se la prende un po' con i compagni, ma un Giacomelli scatenato, dalla palla al centro, Rajcevic bravissimo, tocca la palla a Cinelli che calcia molto bene, portiere fa un miracolo, ma sulla ribattuta il più veloce è Gagliardini che la mette dentro. Vicenza 2, Trapani 0. Guardate il Vicenza, sono andati in 4 su Montalto per cercare di rubargli palla. Pazienza, qui è stato contrastato. Gol. Chiedo scusa, ma credevo che l'arbitro avesse fischiato fallo a favore di Pazienza. Invece la palla è rimasta lì e Sparacello, se non ho visto male, Sparacello si è girato e l'ha calciata nel palo lontano dopo la sconfitta, quella sì meritata, con il Novara, che fa ben sperare per una squadra che può dare molto. Ma attenzione a questi probabilmente ultima azione del Trapani. Il Trapani con Rizzato si accentra, ributta un altro pallone dell'Ave Maria al centro dell'area, però Pazienza molto bravo, cerca di ribatterla, c'è un tocco, via, chiedo scusa, ma la tensione di questa palla che rimbalza, che non se ne vuole andare, era tanta, ma la passa su Sparacello, ma è finita. Il Vicenza, soffrendo alla fine, vince 2-1 sul campo del Trapani. Da Franco Lagamma alle prossime partite del Vicenza Calcio su TV a Vicenza. Grazie. Bianco rosso è il colore